Saluto a tutti e compagni qui in Fiumovo, quartada, oggi siamo con un coppio di bastore, Peguradi e Cabradi, sostelati in antaguna di Ghisunaccia, di Marjorie Ristigoni e Pierre Manu Saldan. RCFM et Campacui. J'ai grandi au milieu des bêtes, mon grand-père était berger, ça s'est fait tout naturellement, j'étais avec lui tout le temps, donc c'était naturel pour moi de reprendre l'exploitation. Ensuite, j'ai fait du coup pour pouvoir m'installer, j'ai fait le CPS à Corté en 2012. Du coup, je me suis installée ça fait une bonne dizaine d'années maintenant, sur la commune de Ghisonaccia. J'ai repris donc les brebis, donc on a des brebis corses, on a à peu près 200 brebis. Noi in famiglia non ci eravamo che all'animale, io volevo accampare qui, in domo rudione, e poi ho aiutato parecchi misteri, e poi dopo ci siamo scontri e sono cascato in abbassione l'animale, e dopo abbiamo imparato a fare bastore con il babone e con ella e abbiamo ripreso l'esplotazione allo stesso tempo. E beh, noi abbiamo una banda di pecore, abbiamo ripreso quella di uso babone, facciamo gaggio tutto l'anno e dopo, allora faccio 2 anni, abbiamo preso una manata di capre e così facciamo un cappello di gaggio l'estate e tutto. Voilà. E beh, proviamo a fare pendilata, dipende dalle stagioni, con il cambiamento climatico, ce la fa con ello, allora abbiamo cacciato una centinaia di pecore, abbiamo una banda appena più chiusa, dopo montiamo quasi 4 mesi, allora, quando possiamo stare anche 2 mesi siamo contenti. Dunque c'è la stagione di latte sia appena più lunga e perché abbiamo preso un po' di capre, così facciamo un piccolo aiuto l'estate. Allora noi montagniamo in bianca, sopra Sangavino e Morbo, siamo assai alti, in tutto siamo quasi 2000. C'è un piccolo basco, ma le pecore si portano bene. Voilà. E i pensieri e problematiche, prima di tutto il cambiamento climatico, ci ho trovato una soluzione quasi che giungono quasi tutti gli anni. Ci sono le gare di esplotazione che colano tutti gli anni con tutto ciò che non conosciamo in del mondo. E ci ho trovato una soluzione per poter campare a cristianino così, di un nostro mistero. Voilà, il faut s'adapter. On espère pérenniser notre activité, se développer encore un petit peu, s'adapter à tous ces changements et ensuite continuer parce que c'est ce qui nous plaît, et voilà, s'accrocher malgré les difficultés qui se présentent à nous. E domani compieremo il nostro giretto in Fiumovo in musica, saremo in paese di Sangavino, parleremo musica tradizionale e lingua corsa con Livia Maria Bartoli, una giovane dunque di Ubaese. A domani. RCFM et Campacui.